Sì, se faccio tutto io faccio, tu lo faccio. Ah, sta arrivando, va. Devo iniziare prima. Adesso arriva, guarda, 3 minuti arriva. Come hai fatto a me, Stai tranquilli, il quadro anche, guarda dove è arrivato. Che sfiga un po'. Torniamo in diretta dal Palasport a Casamora di Castiglione Pescaia per l'Under 15, zona 5 contro zona 1. Zona 5 che schiera il numero 20 Greta Mirano, il numero 7 Michele De Bari, numero 8 Alessandro De Stasi, numero 2 Pietro Di Flora, numero 13 Alessandro Mastonardi, numero 9 Matteo Matera, numero 16 Francesco 40, numero 6 Alessio Vicinanza, numero 5 Matteo Vicinanza, numero 30 Giovanni Pontrelli, allenatore Berniero Gallotta. Formazione della zona 1 con Matteo D'Avanzo, numero 14, numero 2 Tommaso San Giovanni, numero 3 Leonardo Colombo, numero 4 Alessandro D'Andrea, numero 5 Leonardo Del Frigura, numero 6 Sandro Più, numero 11 Andrea Borella, numero 8 Ivan Ranza, numero 9 Luca Vaghi, il numero 10 è Dinardo Dorigo, l'allenatore è Alessandro Gioffè. Ovviamente zona 1 tenuta completa verde, in rosso-nero la zona 5. 0-0 ancora il risultato dopo 2 minuti 40 per Matteo Vicinanza, che ha giocato anche ieri nella categoria Under 17. Numero 9 con Luca Vaghi sulla sinistra si gira, c'è il fallo di Michele De Bari, il giovinazzese. Zona 1. 2.30, in anticipo di circa 5 minuti rispetto all'orario consueto, al programma alle ore 13. Tiro alto della zona 1, zona 1 che ha conquistato 3 punti, deve vincere questa partita per arrivare al secondo posto, comunque di spessore. De Bari per Vicinanza, diciamo che Matera è 40, spazza via d'Avanzo, viene recuperato ancora da Vicinanza, 3 pali invece della zona 5 Pontrelli. De Bari non riesce a fermare la pallina, riprende la sfera il capitano della zona 1 Vaghi. La Vespa. Ma si prova ancora la zona 5. Vicinissimo al gol, la zona 5 De Bari ancora.
recupera la sfera ancora la zona 5 con De Bari, anzi un 40, bella parata del portiere della zona 1. Ranza, il giocatore del Novara, 31 gol, serve numero 2. Ancora il numero 11 Ranza, Borella, uno dei più attivi della l'Under 15 zona 1. Borella 2 gol nella prima partita. Ora vicinanza dietro porta l'Under 15 zona 1, sconfitta 5, anzi vittoria 5-3 contro la zona 3, sconfitta 5-0 la seconda partita contro la zona 4 e oggi l'ultima contro la zona 5. Fallo di squadra in attacco della zona 1 e c'è anche il time out richiesto dalla squadra di Geoffrey. Siamo al 5:43, diciamo più pericolosa la zona 5 in questo avvio di partita rispetto alla zona 1. Un gol per Alessio Vicinanza nella seconda partita, 2 per Michele De Bari, mentre come detto 2 gol per Vaghi, uno per Borella e uno di Ranza nella giornata di venerdì. Grazie alla regia che ci ricorda chi è in campo in questo momento. C'è la zona 5 Basilicata, Campania e Puglia e zona 1 Piemonte e Lombardia. Pari di squadra 2-1, 2 per la zona 5. Finisce il time out, entrano in pista i giocatori delle due squadre, diversi cambi in zona 1 con Vaghi, con Borella, Ranza e poi c'è anche il numero, adesso devo vedere, il numero 2 San Giovanni, para d'avanzo, riapre la zona 1, però insomma la zona 5 è in interdizione molto presente, qui rischia l'autogol De Bari dopo 6 minuti, ancora lui, la zona 5, il numero di De Bari non riesce a servire ottimamente Vicinanza. 3-1 lo schema della zona 5 è molto offensivo in questo avvio di gara, si carica gol del vantaggio. Vaghi per Ranza, numero 2 San Giovanni, 8 Ranza, Lanza Novarese, Vaghi Seregnese, San Giovanni di Agrate, numero 9 Vaghi. La zona 5 invece ha sofferto 2 sconfitte in questo torneo, aperto perdendo 5-0 contro la zona 4 e poi ieri ha perso 4-3 sulla zona 3 contro la zona 3. Oggi l'ultima gara contro la zona 1 Under 15. Vaghi per Borella a lunga distanza, il Lodigiano, classe 2009.
tentato anche vicinanza Alessio, serie di tira al volo ma non vanno, anzi vengono fermati. Vicinanza, cicca la pallina e parte la zona 1 con Vaghi c'è libero San Giovanni, tenta il tiro, Pontrelli devia, pallina corta, arriva San Giovanni ma perde la pallina. Alessio vicinanza con il fratello Alessio, Mattia scusate, pallina che viene intrecciata da Vaghi, quasi non commenta autogol, riparte ancora il capitano di Seregno, ora lui viene fermato non falosamente a De Bari, riparte la formazione, la zona 5 con Matera, tiro diagonale che va fuori. Si scalda, anzi c'è un giocatore a terra, Luca Vaghi, lo scontro in balaustra poco fa. Siamo alle 7:13, time out richiesto alla zona 5, serie di cambi anche per Gallotta. Entrano Pietro Di Flora e Alessandro De Stasi, il primo gioca con l'Ebro, il secondo col Giovinazzo. Siamo all'8:13, termina il time out della zona 5. Sarà un tiro in diretto per la zona 1. La zona 1 con zona 5 con vicinanza per l'altro fratello, tiro a distanza, para d'avanzo. La zona 5 che sta cercando di imporre il ritmo alla match, con De Stasi si gira bene. Al centro c'era vicinanza, Matteo, tiro di San Giovanni, trova anche il tappin, arriva Vaghi che spara in alto, grande occasione per la zona 1 di Alessandro Gioffre. Cinque minuti alla fine, sempre 0-0 il risultato. Era Casamora, tiro di Borella, para Pontrelli, palla che rimane lì, arriva molta vicinanza, può alzare il baricentro, attenzione c'è il fratello in area, non lo trova, riparte Vaghi per San Giovanni, c'era libero Borella, si gira Borella, niente da fare, si arrabbia tantissimo il numero 11, era libero, è stato il passaggio di Vaghi, il numero 2 San Giovanni, ora Borella. Viene atterrato il fallo di squadra numero 4 per la zona 5, 1 per la zona 1. Adesso vicinanza viene atterrato, c'è il fallo, il secondo per la zona 1. Alessio vicinanza, interviene il portiere nella zona 1, Vaghi, pallina alta,
4 minuti alla fine, 0-0, uguali occasioni da ambo i lati. Pallina che viene fermata dalla rete, sarà ingaggio a 2 tra Aranza e Vicinanza. Via San Giovanni, Vaghi contro Destasi, meglio la zona 1 che esce dal metà difensiva. Aranza, non c'è il passaggio su Vaghi, una zona 1 piuttosto confusa, poco precisa, mette parecchi falli la zona 1 con in questo caso Borella e terzo fallo, punto 4 della zona 5. Time out all'11.04. De Bari è entrato di nuovo 40, è entrato anche il numero 2 dietro di Flora e anche lui è Bolitano, è uscito Destasi, il giovinazzese, 40 anche lui di Eboli, come i due fratelli di Vicinanza. San Giovanni per Vaghi, capitano scaglia questa pallina in centro area, cercare l'intervento di Sandro Più, classe 2009 del Seregno, 38 gol, fa coppia insieme a Vaghi del Seregno, sono 4 giocatori del Seregno, gli under 15, zona 1, 2 della Grate, ancora la Luca Vaghi, tira gol! Gol 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 gol. 11:41 Vaghi, doveva lui prendere la situazione in mano, di cercare di sbloccare questa zona 1 che sembrava bloccata, e quindi 1-0 all'11:41. Il time out poi richiesto nello stesso secondo anche della zona 1 da Gioffredi. Vediamo qui il gol di Vaghi, un bel tiro piazzato, Pontrelli non riesce a bloccarlo. 1-0 per la zona 1 che ha avuto tante difficoltà da un buon avvio della zona 5. Vediamo da qui Berniero Gallotta con la sua immancabile Lavagnita, carica i suoi Gioffre, tutto in fase di costruzione di gioco in cui è mancata la zona 1 questo avvio. Finisce il time out all'11:41 come già segnalato.
Dopo il gol c'è ovviamente il tiro al centropista da parte della formazione della zona 5. C'è provato De Bari, ha fermato Vaghi, ora galvanizzata la zona 1, Vaghi contro Alessio Vicinanza, il piccolo goleador, cazzo 2010, 12 anni, 17 gol, uno dei più giovani del torneo, numero 6, ha segnato anche un gol. Matera recupera la pallina parata da Pontrelli, 40 non arriva al passaggio, Vaghi la spara avanti, non è un grande primo tempo per la zona 1, discontinua, dove c'è il fallo della zona 5 con De Bari, tiro di Vaghi deviato da Vicinanza. Ora Matera, tiro da distanza, para d'avanzo, è iniziato bene nella zona 5 con una grande carisma, sfiorando il gol con De Bari e non solo lui, anche con Vicinanza. Poi il gol di Vaghi ha spezzato il ritmo, sembrava riuscire anche a mantenere la zona 5, tutto a livello fisico anche. Tiro di più bloccato da Matera, riparte la zona 5 con 40, tiro, un rovescio, c'è il rigore, fischiato dall'arbitro Giombetti, mentre per un tocco di pattino in area. Vediamo subito il replay grazie alla regia di Leonida Romualdi, che ci aiuta a capire meglio questa situazione. Sì, poi mette il pattino del difensore, quindi 40, Francesco 40 contro D'Avanzo, Francesco 40 para D'Avanzo prima che esce dal rettangolo di gioco, grande occasione per la zona 5 per prevenire il pareggio, ma ottima parata. Vediamo qui subito il replay con la parata del portiere di Novara, classe 2009, 14 anni. Con D'Avanzo 2 volte succede di tutto, un po' passiva, anzi assolutamente passiva la difesa della zona 1, che proprio non è proprio entrata bene in partita la squadra di Piemontese Lombarda, Ranza. Ultimo minuto di gioco, ancora a testa bassa la zona 5 di De Bari, vicinanza per De Bari, vicinissimo il gol, la zona 5 con il giovinazzese De Bari, ancora lui è arrivato anche vicinanza come una faina, ancora la zona 5 ci sta mettendo veramente tutto in pista in questo primo tempo. 40, non c'è il fallo, fase veramente confusa del match, con la pallina c'è ancora la zona 5 con una 40, vicinissimo la deviazione De Bari, raccoglie la pallina il pugliese, ancora lui De Bari, tiro sul primo palo, vicinissimo ancora la zona 5 che meriterebbe a onore del vero il pareggio in questo primo tempo. Ancora De Bari decisivo, 11 secondi, San Giovanni contro Vicinanza, San Giovanni serve al centro più ma non riesce a deviare, finisce quel primo tempo, risultato di 1-0 per la formazione della zona 1 con il gol al 11:35 di Vaghi, il tiro dalla media distanza che ha sorpreso Pontrelli, ma ai punti sarebbe 1-1 il risultato, rigore fallito da 40. Questo è il risultato del primo tempo, noi ci sentiamo per 5 minuti, poi torniamo in diretta qui sempre dal torneo Promotta HP 2022-2023.
Sì, basta, basta, adesso non più il partito è finito, è stato. Mi sa che anche per una settimana mi fai un po' di allenamenti, sì. Troppo male le gambe, sì. No, poi a corretto che c'è troppo del caldo qua. Quindi... sì. Poi c'è questa e altre due. Sì. Ma non preoccupa questa, neanche la 13, quella di 17 mi preoccupa. Cos'è? Zona 5 contro zona 1. Sarà esatto, una valanga di gol. No, infinita. Cioè non tesa, però Sì, è un fischio. fischia gol, esultano, fischia gol, esultano. Quindi così. Vado.
Siamo in diretta per il secondo tempo, in vantaggio la zona 1, con il decisivo per ora di Luca Vaghi, il capitano della Lombardia Piemonte. Sono le 13:30, il caldo si fa notevolmente sentire. 14:15, la penultima partita, under 17, zona 5 con zona 1, e poi a chiudere l'under 13 con zona 4 contro zona 1. Prova ancora De Bari a distanza, vantaggio a 2 per l'arbitro Giombetti di Modena, direttore di gara di questa partita. Vicinanza, molta vicinanza per cercare la spizzata di De Bari. La partita è ancora aperta, la zona 5 ha giocato piuttosto bene nella prima parte di gara, anche meritando il pareggio a mio giudizio. È mancato solo il gol. Vediamo se invece la zona 1 si è messa un po' in bolla rispetto a quello visto nel primo tempo, perché sono stati tanti gli errori della zona lombardo-piemontese. Dopo un torneo insomma piuttosto buono, diverse personalità sono contraddistinte, un bel gruppo eterogeneo di giocatori provenienti dal Seregno, 4 giocatori, 2 dal Novara, 2 dalla Grate, 1 dall'Odi, 1 al Monza. È riuscito coach Gioffre a unire le forze di questi 5 club, la forma rappresentativa più variegata per quanto riguarda i club coinvolti. Mentre zona 5 ci sono 5 giocatori dell'Eboli, 4 del Matera, 2 del Giovinazzo. Un po' la pallina a vicinanza, non sembra cambiato quello che abbiamo visto nel primo tempo, cioè quello che abbiamo visto che la zona 5 pare avere più forza. 3 contro 1, attenzione De Bari, 1 contro 1 ancora d'avanzo, para, che peccato, un'altra occasione non sfruttata per zona 5. Ancora vicinanza, che è cresciuto molto il numero 5, molta vicinanza per il fratello Alessio per Matteo, si gira, arriva De Bari. Che altra occasione per la zona 5, che ora sta contando veramente le occasioni non sfruttate. Commette il fallo numero 7 De Bari, settimo fallo di squadra, 4 per la zona 1. La zona 1 non sembra ancora ben disposta a chiudere la partita, anzi Matera intercetta la pallina, il Materano, tiro ancora d'avanzo decisivo. Ranza dall'altra parte cerca di alzare il baricentro, arriva anche più per Vaghi, quindi San Giovanni, anzi Borella, no, San Giovanni, scusano gli amici lodigiani. 2 minuti, sempre 1-0, decide il gol di proprio lui, del capitano. Ancora la pallina, cerca di servire più, ancora Ranza, scivola, non c'è il fallo, via Borella, però non riesce a centrare lo specchio della porta. Testa bassa Marco Matera, Matteo Matera, scusate, il capitano di quest'oggi della zona 5. De Bari voleva il fallo di pattino, il numero 7 Giovinazzo, ma c'è vicinanza che non riesce a girarsi, scivola, non c'è ancora il fallo in area di rigore. 3 minuti, ancora decisamente bene la zona 5 con Matteo vicinanza per De Bari a servire centralmente Alessio. Bella l'idea, non buono il passaggio. Matera, un'esperienza, ruba la pallina, serve il numero 7 De Bari, Michele De Bari, fratello di Angelo De Bari, sicuramente, visto che sono molto simili, non li conosco ma sono molto simili fisicamente. Quarto minuto, chiama il time out la zona 1, non piace l'inizio del secondo tempo al tecnico Gioffre. Vaghi a testa bassa ora, il capitano c'è libero sulla destra, più la parata di Greta Miranda. Ci siamo dimenticati di vedere questo cambiamento in panca, è uscito Pontrelli, claudicante tra l'altro,
mentre è entrata la portiera della Roller Greta Miranda, anzi dell'Eboli, scusate, classe del 2008. Pontrelli invece del Roller Matera, giustamente ho fatto confusione io. Vicinanza contro Borella, non c'è fallo, ancora zona 5 che è ora in superiorità con Matteo Vicinanza, con De Bari, ancora Matteo, bel triangolo tra i due, conclusione non perfetta, commette l'ennesimo fallo De Bari, è l'8º. Time out che arriva ora per la zona 1, chiesto un paio di minuti fa. Siamo al minuto 4 e 57, il time out per la zona 1. Vediamo in questa occasione anche la parata in due tempi di Greta Miranda. Siamo al 4,57 del secondo tempo. I due allenatori sfruttano tutti i secondi disponibili per il tempo morto. In pista col cambio esce più ed entra un nuovo atleta, il numero 2 San Giovanni della Grate, 49 gol, uno dei migliori marcatori. Dato però ancora zona 5 con De Bari, ma d'avanzo ancora dice di no, tiene a galla i suoi d'avanzo. Baghi che si impenna, esce. Ora Matteo Vicinanza, è uscito molto in queste 3 partite, nel segno più li fai giocare e più crescono, a farli giocare questi ragazzi. La difficoltà nella zona 5 è proprio questa, farli giocare in una categoria della loro età, perché manca materiale umano, mancano giocatori, anche dovuto al Covid, diversi giocatori hanno lasciato. Poi neanche esce, bastone, spinta dal bastone di Davanzo. Vicinanza per Matera. Vicinanza. Cosa da fare anche in questo caso. Andiamo in falli, 8 contro 4. Matera ruba la pallina. Matera, ma Davanzo c'è, De Bari non ci arriva per un pelo. Quanti errori per la zona 1 in fase difensiva, mentre la stanchezza e il caldo sicuramente più abituata alla zona 5 che alla zona 1, assolutamente. Vicinanza, tiro a distanza, arriva anche il fratello, non riesce a impattare con il bastone, ma intercetta il passaggio di rientro di San Giovanni per Vaghi. Vaghi con un passamano riesce a far muovere i suoi, ma c'è ancora Matera a recuperare la pallina per Matteo Vicinanza. Serve De Bari, tentativo di prima intenzione, ma era libero dall'altra parte Alessio Vicinanza. Ora Alessio, non ha niente da fare, questo rovescio, ma recupera la pallina ancora un ottimo Matteo Vicinanza. Siamo al 6,50, ma siamo al 7° minuto, 0-1 il risultato a favore della zona 1. Traffico in area, meglio Ranza che alza il baricentro con Vaghi, non ci arriva, anzi c'è il capitano Claudicante, ferma il gioco l'arbitro Giombetti, dopo al capitano time out chiesto dalla panca della zona 5, siamo al 7-18.
fate i muri. Un caffè. Ma io non so prendere. Sì. Claudio, vogliamo un caffè alla fine di questa gara? Non gioco il caffè. Sperando, risulta. Ora ti passo l'ora. 7-18, ritornano le squadre in pista. Ancora la zona 5-0 di gol. Adesso hanno segnato 2 gol De Bari nel campionato, uno per Alessio Vicinanza, mentre il gol decisivo ora di Vaghi, il terzo gol per lui, uno per Ranza e uno per Borella. Vicinanza si lotta in area tra Alessio Vicinanza e, anzi è entrato il numero 13 Alessandro Mastronardi, 2009, 13 anni, della Roller Matera. Borella sulla distanza, para Greta Miranda, ancora Borella, fase convulsa, attenzione al contrattacco della formazione della zona 5 con 40 per Vicinanza, manca la chiusura Matteo, arriva anche Mastronardi in area, 2 atleti nell'area, ora la zona 5 vuole proprio segnare, squadra di Berniero Gallotta, il tecnico ebolitano, un campano voglio dire. Siamo ormai al 9° minuto. Per 1-0 per la zona 1 decide proprio lui, il capitano Luca Vaghi, deviato il tiro dal patino di Mastronardi. In 3 la zona 5, che a livello fisico è sicuramente più prestante degli avversari. Ora ci prova 40, la pallina deviata, in qualche modo la blocca d'avanzo. Ancora Matteo Vicinanza, impatta sui patini di Ranza, può ripartire la zona 1. Ranza, tiro, para Miranda, la giocatrice anni 14 dell'Eboli. Ora Matteo Vicinanza, sempre la locomotiva della formazione di Gallotta. Serve esternamente Matera, tiro a distanza del numero 9, cerca la deviazione, quasi rischia l'autogol Borella. Ancora Matera, bello scambio con balaustra del Materano, del Lucano, tiro che impatta su Ranza. Ormai al 10° minuto del secondo tempo, 1-0, decide Vaghi nel primo tempo. Borella ha messo il fallo, il numero 13 è il nono fallo, numero 4 della zona 5 e della zona 1. Gioffre parla istintivamente con Borella. Intercetta De Bari, Michele De Bari per Francesco 40 che non riesce a impattare. Ancora 40 esternamente per il capitano Matera contro Vaghi, è meglio l'altro capitano della zona 1, era libero San Giovanni, non riesce però a dare il passaggio di ritorno al numero 9. San Giovanni contro il raddoppio della zona 5, fallo sulla De Bari, è il quinto. Esce il numero 13, diventa Alessio Vicinanza per l'ultimo assalto della zona 5 al pareggio.
Ora De Bari, diagonale, para ancora l'ottimo d'avanzo. De Bari fa il giocoliere, ma gli viene soffiata la pallina da Vaghi. Ancora Vaghi che si intestardisce, ha ragione perché riesce a recuperare la pallina. Serve San Giovanni, giocatore di Agrate. Poi Borella, il diagonale fuori. Pugna che rientra grazie alle reti, vicinanza contro San Giovanni, arriva De Bari. C'è anche Ranza, era meglio la zona 5 con 40 che esce dalla zona difensiva. 40 tiro, para d'avanzo. Ormai siamo a 3 minuti dalla fine. Alessio vicinanza contro Borella. Alla meglio il giocatore di Lodi. Fallo di De Bari, il 10° su Vaghi. Tiro diretto per la zona 1 che può chiuderla con questo tiro diretto. Coach Gioffre chiama il time out. No, non c'è il time out. Sembrava ci fosse un time out, ma non c'è neanche un frozen time out, non c'è proprio niente. Fischia Giombetti. Io 3 minuti e mezzo alla fine, ci prova Borella contro Greta Miranda a chiudere la partita. Borella para Greta Miranda, brava Greta. E ora l'ultimo assalto è ancora della zona 5 con De Bari a minuto 11 con Matera, è ancora vicino al gol, ma non arriva il gol, non arriva questo maledetto gol nella zona 5 che lo meriterebbe, hanno del vero. 40 per Matera contro Vaghi. Matera nello stretto, raddoppio zona 1, pallina che viene spostata anche con il pattino. 40, para ancora Davazzo che è sempre ben attento, il portierone del Novara del classe 2009. Borella in contrattacco, Borella tiro, c'è San Giovanni, ancora Miranda c'è. Ora De Bari in contrattacco. Vediamo se riesce a rubare la pallina a Ranza, ce la fa De Bari, bello il gioco di stecca, il tiro e la parata, ancora 40, fuori, che roba, che grande parata d'avanzo sul gioco di stecca di De Bari. Non so se l'abbiamo replay velocemente, anzi no, perché c'è subito il tiro a 2, ma ha fatto un gioco di stecca De Bari, non c'è cascato il portiere d'avanzo. Ancora 40, pallina che rimane lì, pallina alta. Ultimi 2 minuti per le ultime speranze del pareggio della zona 5. Vaghi per San Giovanni, bella parata col guantone di Greta Miranda. Ranza, tiro di Ranza, palo esterno. Alessio vicinanza, si alzano i decibel qui dal Casamora. Il piastrellati questa terz'ultima partita. Matteo vicinanza, tiro a distanza, impatta su Borella, ma c'è il muro di 40. Vaghi, ancora Vaghi, un contro Miranda, Vaghi, c'è anche Borella, palo esterno. Il fallo di squadra della zona 1 è il 7° a 84 secondi alla fine, chiama il time out, secondo me Berniero Gallotta. Matera rientra e quest'ultimo assalto lo va a caricare i suoi, anzi è lì con la lavagnetta Berniero Gallotta per trovare uno schema veloce da sfruttare in attacco. Abbiamo il contropiede qua di De Bari, anche il gioco di stecca, però d'avanzo con il gambale sinistro. Rivediamo ancora la grande parata di d'avanzo, poi 40 che spara fuori a portiere disteso. Tante occasioni per la zona 5. Zona 1 non buona come le altre 2 uscite. Vediamo la bella parata di Greta Miranda sul tiro diretto grazie alla regia di Leonina Romualdi. Con Caldonini
da questa possibilità anche di replay in questa diretta, lunga diretta qui da venerdì mattina. Vicinanza, non si intendono i ragazzi a zona 5. Tutti gli scampoli di partita per l'Under 15. Là vicinissimo Alessio Vicinanza con il bastone che è più alto di lui, riesce a quasi fiorare il gol. Vaghi dall'altra parte, Vaghi deviato il suo tiro da Matera. Ultima partita dell'Under 15 della stagione, molto intenso questo 1-0. De Bari, niente da fare, ultimi 49, si blocca il cronometro. 1-0 per la zona 5. Vicinanza spara avanti, arriva Borella, c'è libero dall'altra parte del compagno di squadra che trova per la deviazione, ma è una pallonbella. San Giovanni, graziata ancora Greta Miranda da Matteo Vicinanza, riparte con Matera, è libero De Bari. È libero De Bari al centro, Ranza con il fisico riesce a bloccare il Lucano, si lotta strenuamente, Alessio Vicinanza per De Bari, si gira De Bari per Matteo Vicinanza, niente da fare, finisce qui è la partita, ultimi 15 secondi. Vaghi non spazza via, non fa in questo momento, Ranza, ma c'è un fallo, spostamento della pallina con il patio, quindi non è ancora finita. 8 secondi dalla fine, tutti in su, dice Berniero Gallotta. L'ultimo assalto, Matera, ultimi 7 secondi. Matera deviata dalla sua pallina, arriva a Vicinanza, Vaghi. Pallina che comunque arriva davanti, in qualche maniera c'è anche De Bari, finisce qui. 1-0 per la zona 1 col gol decisivo di Capitan Vaghi. Regalano la vittoria e il secondo posto, scusate, per la formazione della zona 1. Qui rivediamo le azioni, l'ultima azione, 1-0 il risultato della zona 1, che porta così a 6 punti la squadra della zona 3. Andiamo ad aggiornare la classifica. Quindi 1-0 il risultato finale di questa gara, vincente gara soprattutto nel secondo tempo. Vince qui l'Under 15, come detto, finisce con i 7 punti della zona 4, i 6 della zona 1 e i 4 della zona 3 a 0. La zona 5, applausi per tutte le formazioni di questa categoria. Noi ci assentiamo per circa 15 minuti, poi ritorniamo in diretta per Under 17, zona 5 contro zona 1, la penultima partita di questo Promoto HP. Siamo in diretta su YouTube, Fisrock e Pista, con Stefano Zamperini, Leonardo Romualdi e Caldo Donnini.